La rubrica Friuli Lavoro è offerta da MAV, Men at Work. Siamo alla Lavormec di Rovereto in Piano con Bruno Martignago, che è uno dei titolari. Che cosa fate in questa azienda? Noi facciamo lavorazioni meccaniche di precisione, per lo più per conto terzi, ma anche ci sono particolari di nostra progettazione, e la committenza sono per lo più multinazionali che hanno sedi in Italia. Ecco, nello specifico che cos'è che producete? Particolari di macchine, attrezzature, componentistica specifica. Ecco, il numero di dipendenti? 17 dipendenti. Impiegati sia in produzione sia in ufficio? Sì, esatto. E qual è il fatturato della Lavormec? Il fatturato è sui 2,2 milioni. Raccontiamo un po' la storia di questa azienda. Allora, l'azienda nasce nel 1977 con mio padre, che usciva da un'azienda, era capofficino di un'azienda del settore meccanico, iniziò un'attività per conto proprio. Nel 91 poi sono entrato io, ho finito gli studi all'Istituto Tecnico Kennedy di Pordenone, e da lì è entrato anche mio fratello poi nel 98. Da lì l'attività si è sviluppata nel corso degli anni, passando inizialmente dalla produzione più in serie di particolari a produzioni più specifiche, che è il core business attuale, di particolari complessi. Lei ha citato il Kennedy, l'Istituto Kennedy. Qual è il rapporto con le scuole e con gli istituti tecnici della provincia e della regione? Allora, noi abbiamo un rapporto con le scuole di collaborazione. Molto spesso abbiamo ragazzi in stage, sono momenti importanti nella vita aziendale, perché abbiamo la possibilità di conoscere i ragazzi che arrivano dalle scuole e avere un'interazione abbastanza diretta con quella che è la formazione presso le scuole. Allora adesso ci spostiamo e andiamo a capire quali sono le figure professionali ricercate dalla Lavormec. Quali figure professionali state cercando attualmente? Noi cerchiamo generalmente e da sempre figure che abbiano esperienza nel settore delle lavorazioni meccaniche, quindi tornitori, fresitori, rettificatori, però sono figure professionali che sono impossibili da trovare sul mercato, quindi dobbiamo per forza lavorare sulla formazione interna e avvicinandoci a quelle che sono le scuole. Come vi sta aiutando MAV in questo? La MAV in questo ci sta aiutando, intanto avvicinandoci, accompagnandoci nel percorso di avvicinamento alle scuole e soprattutto facendo una buona opera di selezione di quelle che sono le figure che si possono più avvicinare alle nostre esigenze aziendali. Al momento quanti interinali avete con MAV? Adesso abbiamo 2 persone, 2 ragazzi giovanissimi sui quali stiamo puntando molto. Abbiamo avuto ottima soddisfazione, perché soprattutto un ragazzo che è qui da più tempo, da 1 anno ormai, lo abbiamo conosciuto in un progetto di avvicinamento alla scuola, e lì ha iniziato poi la presenza presso la nostra azienda. Abbiamo percepito subito una grande passione, una gran voglia di crescere, di imparare, ed è stata un'ottima sorpresa in un periodo in cui trovare ragazzi che abbiano passione soprattutto è abbastanza complicato. Questo ragazzo ci ha dato buone speranze per i nuovi giovani, per le nuove figure che usciranno dalle scuole poi. Ringraziamo Bruno Martignago di Lavormec e vi diamo appuntamento alla prossima rubrica Friuli Lavoro. La rubrica Friuli Lavoro è offerta da MAV, Men at Work.